Buonasera ai titoli del telegiornale. Spazio, alta tecnologia, industrie verdi. La Sicilia che verrà, secondo il titolare del Made in Italy Adolfo Urso. Da Palermo il ministro interviene sullo stop alla costruzione del grande telescopio europeo sulle Madonie. Maxi sequestro da 540 kg di droga tra Catania e Ragusa. La cocaina era stata imballata per evitare infiltrazioni d'acqua e lanciata in mare da una nave cargo. 5 le persone arrestate. Il naufragio della Bayesian, eseguita l'autopsia sul corpo del cuoco, anche lui è morto per annegamento. Entro domani anche gli esami sul corpo di Mike Lynch e di sua figlia Anna. Mafia dei Nebro, di 65 condanne in appello per le truffe all'UE sui fondi agricoltura. Per Antoci l'impianto accusatorio ha tenuto. A Catania, montagne di rifiuti davanti alla scuola Fontana Rossa. A pochi giorni dall'inizio delle elezioni, la preside Tuminia, inadempienze del comune e inciviltà di chi abita nel quartiere. L'estate d'oro per i campioni olimpici Fiammingo e Paltrinieri, una coppia a 5 cerchi a Taormina, ricaricano le batterie. Calcio, domani il Catania ospite della Juventus Next Gen, l'allenatore Mimmo Toscano è un avversario che sa correre. A Messina continua lo sciopero degli spalti. Buonasera, lo sentivate dai titoli. Spazio, alta tecnologia e industrie verdi. Così deve svilupparsi la Sicilia, secondo il ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Intanto anche il ministro a Palermo deve affrontare la polemica sullo stop alla costruzione del grande telescopio europeo sulle Madonie. Sentiamo Manlio Viola. 3 poli industriali, green e high-tech per il futuro della Sicilia. È la strategia delineata dal ministro delle imprese Adolfo Urso, arrivato a Palermo per la presentazione della Casa del Made in Italy, la seconda in Sicilia. Green, tecnologia e bioraffinerie dunque sono gli asset individuati da Urso, con l'auspicio che la Sicilia riesca a sviluppare parallelamente turismo e agroalimentare. Ma intanto impazza la polemica sulla scelta di Pizzo Mufara sulle Madonie per l'osservatorio astronomico, la cui costruzione è stata bloccata dal TAR su ricorso degli ambientalisti. Documenteremo ovviamente al TAR tutte le nostre buone ragioni che nella tutela dell'interesse nazionale e chiediamo di esprimersi ci auguriamo con celerità. Ma agli ambientalisti non interessa il sorpasso dell'Italia alla Francia nel settore spaziale, piuttosto la tutela di Pizzo Mufara, anche se identificato come il miglior luogo d'Europa per l'osservazione spaziale. Noi lamentiamo i tanti profili di legittimità che hanno viziato le procedure autorizzative della costruzione dell'opera, dell'osservatorio astronomico. Il TAR ha ritenuto tra l'altro preminente l'interesse alla tutela ambientale e all'integrità della cima. Per questo appunto riteniamo che sia necessario che si scelga un sito diverso rispetto alla Mufara. Il TAR si pronuncerà nel merito il 24 settembre, ma intanto gli ambientalisti fanno pressione usando la piazza. Anche oggi hanno manifestato contro l'opera da 12 milioni di euro, ma la strategia spaziale nel suo complesso vale molto, molto di più. E il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano si è dimesso dopo giorni in cui era stato al centro di una polemica politica legata al ruolo di Maria Rosa Boccia all'interno del suo ministero. Abbiamo sentito il ministro Nello Musumeci che durante una sua presenza a Catania ha brevemente commentato il fatto al nostro microfono. Io mi occupo di politica, non mi occupo di gossip. Non c'è nulla di politico in questa triste e dolorosa vicenda. Un abbraccio affettuoso a Gennaro Sangiuliano, grande amico, un uomo col quale da 40 anni condividiamo comuni ideali. Per la cronaca, la cocaina galleggiava in mare, oltre 500 kg in pacchi ben sigillati, doveva essere ripescata dai trafficanti di droga, ma sono arrivati prima i finanzieri. Tonino De Mana. Decine di colli imballati per evitare infiltrazioni d'acqua. Sono 540 i chili di cocaina per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. 5 le persone arrestate. Gli indagati sono stati intercettati su un peschereccio ed avevano recuperato la sostanza stupefacente direttamente in mare. Operazioni che non sono sfuggite alle fiamme gialle del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con i finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare con il supporto di Gico e Scico. Sotto
osservazione il tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa, che ha consentito di rilevare movimenti anomali di un peschereccio che stava recuperando ben 18 colli galleggianti in acqua. Secondo gli investigatori il carico di droga sarebbe stato scaricato direttamente da una nave cargo. L'operazione, coordinata dalla Procura di Catania, ha portato al sequestro di 450 panetti per un peso complessivo di 540 kg e del peschereccio. I finanzieri hanno arrestato 5 componenti dell'equipaggio, 4 italiani ed un serbo, indagati per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravato dall'ingente quantitativo. Gli arresti e il sequestro sono stati convalidati dal GIP di Catania. Secondo gli investigatori, la cocaina era destinata ad alimentare le principali piazze di spaccio siciliane, garantendo milionari guadagni alle organizzazioni criminali. Il naufragio del Basian, eseguita l'autopsia sul corpo del cuoco, anche lui è morto per annegamento. Sentiamo da Palermo Marco Gullà. Proseguono all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle vittime del Basian, in tutto 7. Anche lo chef Recaldo Thomas è morto per annegamento, lo ha confermato l'esame autoptico, esito per lo più scontato considerato che il corpo dell'unico componente dell'equipaggio morto nell'affondamento del veliero era stato trovato fuori dallo scafo e recuperato per primo dai sub dei Vigili del Fuoco. Nelle prossime ore saranno eseguite le autopsie su Mike Lynch, il magnate inglese, e quella su sua figlia Anna. Saranno così completati gli esami sui corpi delle 7 vittime. Sono stati già eseguiti quelle sui coniugi Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, la moglie Elizabeth Bloomer, e sui coniugi Morvillo. Dagli esami autoptici è venuto fuori che il banchiere e la moglie si erano spostati per trovare una via d'uscita mentre il Basian stava andando giù a 50 metri di profondità. Un disperato tentativo di trovare alcune bolle d'aria per sopravvivere a una fine che purtroppo era già segnata. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith, che era di guardia in plancia la notte del naufragio. Non abbiamo riscontrato collaborazione, lo dice al nostro TG la procuratrice capo di Siracusa Sabrina Gambino sull'inchiesta per i guasti al petrolchimico di Priolo. Oggi un deputato regionale annuncia anche un esposto. Francesco Aloi. Non abbiamo riscontrato collaborazione, quindi chi è a conoscenza di quello che è accaduto, del tipo di effetti che ha avuto per esempio anche nelle case private, che lo dica. Con il fascicolo aperto e le ipotesi da verificare, la procuratrice capo di Siracusa vuole fare luce sulla pioggia oleosa dello scorso 26 agosto e i ripetuti guasti all'impianto, ma chiede la collaborazione di tutti. Tantissimi residenti della zona che si lamentano. Le proteste vanno sui social, ma non oltre. Quindi dai cittadini ad oggi non è arrivato alcun esposto? Assolutamente no. Una bolla di silenzio e accondiscendenza nei confronti di un colosso che è indotto compreso da 15.000 posti di lavoro. Immediate le prime reazioni sul fronte della politica. I sindaci chiedono chiarezza e non solo loro. Ieri sera mi trovavo a Priolo per vari incontri di politica, non sono potuto scendere dalla macchina per un'aria irrespirabile. Non è più tollerabile questa situazione, questa gestione della zona industriale. Non vi è dubbio che dobbiamo tutelare i 10.000 posti di lavoro, ma non vi è dubbio che dobbiamo tutelare la salute e l'ambiente. Mi attiverò in maniera seria per un'interlocuzione importante con il nostro procuratore. L'impianto Lucento Topping Isab Sud è stato sottoposto a sequestro, autorizzato però a restare operativo. Se avessimo bloccato del tutto l'attività, avrebbero dovuto mandare in torcia tutto il combustibile che avevano in pancia sostanzialmente, cosa che era impossibile perché avremmo creato un danno all'ambiente noi stessi. L'ipotesi di reato al momento non è quella di disastro ambientale, però si potrebbe andare su quella strada. Dipenderà dall'esito degli accertamenti. Sentenza d'appello nel maxi processo La mafia dei Nebro di 65 condanne con molte riduzioni di pena per l'ex presidente del Parco dei Nebro di Antoci che dice l'impianto accusatorio ha tenuto. Roberta Lunghi. La sentenza di oggi dimostra la tenuta dell'impianto accusatorio. Vanno fatti i complimenti alla magistratura e alle forze dell'ordine.
Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, oggi europarlamentare per il Movimento 5 Stelle, commenta così la sentenza del maxi processo d'appello alla mafia dei Pascoli emessa ieri sera nell'aula bunker del carcere messinese di Gazzi. 65 condanne con una sola conferma della decisione di primo grado per Gino Calco L'Abruzzo. Per gli altri 64 imputati numerose riduzioni di pena. La pena più alta inflitta a Sebastiano Bontempo, 20 anni e 6 mesi, a Salvatore Aurelio Faranda è stata ridotta da 30 a 20 anni. Per l'ex sindaco di Tortorici, Emanuele Galatisardo, condanna ridotta da 6 anni e 2 mesi a 3 anni e 1 mese. È soddisfatto Antoci nonostante le riduzioni di pena che giudica poco consistenti e plaude per un risultato che rafforza il senso del protocollo che porta il suo nome e che invano molti cercano di aggirare. Antoci fu vittima di un attentato mafioso dal quale si è salvato grazie all'auto blindata e agli uomini della sua scorta della polizia dopo aver denunciato il sistema mafioso imperante sui Nebrodi per lucrare sui fondi europei destinati all'agricoltura. Abbiamo colpito con un'azione senza precedenti la mafia dei terreni e per questo che quella notte volevano fermarmi, ha dichiarato Antoci, volevano bloccare l'idea di una legge nazionale. Questa sentenza ancora una volta ci fa capire che la norma va applicata ovunque, come in Italia, come è già nel nuovo codice antimafia, ma anche in Europa. Su questo lavoro noi ci impegneremo tanto. Mi hanno tolto tutto, ha aggiunto Antoci, libertà, serenità. Mi hanno costretto a una vita complicata costringendo la mia famiglia a vivere in una casa blindata e presidiata dall'esercito. 2 cose però non sono riusciti a togliermi, la vita e la dignità. Adesso a Catania si avvicina all'inizio della scuola e a Librino il piazzale dell'istituto Fontana Rossa è diventato una vera e propria discarica, montagne di rifiuti, scarti edili, pneumatici ed Eternit in bella mostra. Tonino De Mana. Pochi giorni e il piazzale antistante l'istituto Fontana Rossa presso Masseria Moncada sarà pieno di studenti e genitori che non vedranno l'ora di sentir suonare la campanella, quantomeno per allontanarsi e in fretta dal parcheggio di scarica di Viale Moncada. A Librino, dove è alto il tasso di dispersione scolastica, ogni anno è uguale al precedente perché da queste parti nulla cambia. Montagne di rifiuti invadono l'ingresso della scuola, sacchetti su sacchetti depositati ovunque, anche in enormi fossati utili per buttare più spazzatura possibile. E non mancano scarti edili, pneumatici ed Eternit, cartoline poco edificanti che non sorprendono più il dirigente scolastico Cetti Tuminia. C'è una responsabilità comune, un po' nell'organizzazione da parte del comune da questo punto di vista e un po' certamente nell'inciviltà di chi poi vive quella zona, come in altre parti di Catania noi vediamo, insomma l'inciviltà la fa da padrone. Non mancano le frecciate ai cittadini. I residenti hanno pensato bene di scavare anche una fossa affinché si possa accogliere ancora più spazzatura. Anche gli abitanti dovrebbero un attimo cominciare a pensare che lì circolano i bambini. Per alcuni resta da capire come sarà possibile raggiungere la scuola, visto che il sentiero e la scalinata sono off limits per un percorso avventura che di didattico ha ben poco. Crisi idrica a Messina, il sindaco autorizza l'immissione nella rete di acqua anche senza l'ok dell'ASP sulla potabilità. A Agrigento continua ancora il sit-in di protesta dei cittadini esasperati e pronto per la carenza d'acqua. Francesco Triolo. Via libera all'immissione in rete dell'acqua da 4 nuovi pozzi. Il sindaco di Messina Federico Basile forza la mano e firma un'ordinanza che consente di avere 30 litri al secondo di acqua in più senza aspettare il parere sulla potabilità da parte dell'ASP. Il sapore della forzatura sta tutto qui nelle pieghe di una burocrazia che attende da giorni l'esito ufficiale e formale delle campionature da parte dell'azienda sanitaria provinciale. Da oggi quindi nella rete idrica della città ci saranno circa 30 litri in più, ma la conseguenza è che l'acqua, tutta l'acqua adesso che arriva in città è considerata non potabile. La raccomandazione quindi evidenziata con risalto nell'ordinanza stessa del sindaco è quella di usare l'acqua della rete idrica comunale solo per le esigenze igienico-sanitarie. Una raccomandazione necessaria perché se per il comune l'acqua è potabile e a certificarlo sono le analisi effettuate da 2 laboratori specializzati, perché sia considerato ufficialmente potabile serve che a certificarlo sia l'ASP. E proprio questo è uno dei passaggi che il sindaco attenta appunto da giorni, ma non è ancora arrivato. Ma in un momento di crisi idrica, con la riapertura delle scuole all'orizzonte e il rientro in città dei vacanzieri, occorreva aumentare la portata di acqua. Crisi idrica in primo piano anche ad Agrigento. È il 4º giorno di protesta di Giuseppe Di Rosa del Codacons davanti al comune per rivendicare il diritto all'acqua
Di Rosa proseguirà a dormire in tenda fin quando non sarà risolto il problema della mancanza d'acqua. Noi siamo qua, rimarremo qua. Il sit-in sarà in pianta stabile finché veramente non ci sarà l'acqua nelle nostre case. Forse il sindaco non ha capito che non stiamo giocando. Prendono 100-200 mila euro, anziché fare sempre feste e festini, vadano ad affittare 2 dissalatori e per almeno 2 mesi abbiamo tappato. E domani pomeriggio, sempre di fronte al municipio, nuova manifestazione di protesta da parte di Legambiente. Breve pausa e poi la politica con le tensioni all'interno della maggioranza alla Regione. Mugugni e sospetti nella maggioranza alla Regione dopo gli scontri sulla gestione delle nomine in sanità. Arriva anche il presunto audio di Tamaio, campione di voti azzurro, pronto a candidarsi al posto di Schifani. Manlio Viola. Un balletto inqualificabile. Così il presidente della regione Renato Schifani ha definito le pressioni di deputati e politici per le nomine in sanità. Ma è proprio all'interno della sua maggioranza che questo balletto è iniziato ed è continuato a lungo fino a creare tensioni importanti dentro e fuori i partiti della coalizione. Le magagne che Schifani denuncia sono anche quelle che denuncia le opposizioni e portano oggi ad un tutti contro tutti abbastanza difficile da risolvere. Chiede un incontro chiarificatore il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo. L'ex presidente della regione non ha più alcun rappresentante ai vertici della sanità catanese e dire che fino a qualche mese fa i posti cardine erano sempre vicini al suo movimento. Mugugnano sotto banco invece gli uomini della DC di Totò Cuffaro. Avrebbero voluto più peso nella sanità agrigentina, negli ospedali palermitani invece sono stati deviati in altre province. Nella bufera finisce il dirigente generale del Dipartimento Strategico in Sanità, Salvatore Iacolino, tecnico sì, ma anche politico di lungo corso, fedelissimo proprio di Schifani, ma adesso al centro degli attacchi per aver gestito le nomine col piglio e con i sistemi della politica. Una gestione che neanche Schifani ha gradito e che adesso non intende difendere. Sottolineano queste contraddizioni dall'opposizione, dal PD e da Sud Chiama Nord, Barbagallo e De Luca invitano Schifani a fare nomi e cognomi delle autori delle pressioni. Intanto scoppia la grana Tamaio. Il campione di voti di Forza Italia si preparerebbe a candidarsi a presidente della regione e lo avrebbe detto ai suoi in un audiomessaggio che ha irritato il governatore Schifani, ma lui smentisce l'esistenza di questo audio e ribadisce di lavorare con e per Schifani, come conferma anche il suo padrino politico, l'ex ministro delle telecomunicazioni Totò Cardinale. Tutto risolto? Niente affatto, visto che dentro la maggioranza continua a diffondersi sempre di più il sospetto che rischia di mettere tutti contro tutti. Sono stati portabandiera dell'Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, ma sono anche una bellissima coppia nella vita. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri hanno festeggiato i successi olimpici a Taormina li abbiamo incontrati e per noi c'era Eva Spampinato. 3 anni fa avevo festeggiato io 30 anni e le medaglie insieme a Greg, questa volta festeggiamo i suoi 30 anni con le nostre medaglie, abbiamo scelto Taormina perché ormai insomma è tradizione. Un altro compleanno festeggiato insieme a Taormina, un altro successo olimpico da condividere con amici e parenti per la coppia da podio Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, super medagliati campioni azzurri, insieme portabandiera dell'Italia alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, uniti da un insolito destino a 5 cerchi. Mentre la catanese Fiamingo entrava nella storia, mai l'Italia aveva vinto loro a squadre nella spada femminile. Nello stesso momento c'era Gregorio che stava nuotando per la finale e quando ho finito, che abbiamo vinto, la prima domanda che ho fatto al presidente Malagò è stata: ma Gregorio che cosa ha fatto? Dopo aver vinto il bronzo negli 800 metri stile libero, Super Greg conquista l'argento nei 1500, diventando l'unico nuotatore italiano a vincere 5 medaglie olimpiche e salire sul podio per 3 edizioni consecutive dei giochi. Lo dico sempre, mi emoziono più per le sue che per le mie, cioè quando sono io in acqua, vabbè, tanto diciamo la responsabilità è su di me, quasi non me ne rendo conto, ma quando c'è lei è un'altra cosa. Li incontriamo a Taormina, tappa finale delle loro vacanze. L'estate siciliana ormai è un must. Nemmeno l'infortunio al gomito ha impedito a Greg di godersi le acque siciliane tra le Egadi e il sud-est della Sicilia con l'aiuto di un supporto. Sì, faceva molto ridere perché aveva un braccio solo e lo utilizzava per poggiarlo al materassino, ne avrà cambiati 4-5. Ma si pensa già ai prossimi impegni. Los Angeles è lontanissima, credo vada preso un anno per anno, quindi io l'anno prossimo avrò i mondiali, anche
lei. Dobbiamo ricaricare le batterie al massimo per essere pronti per almeno, speriamo, l'ultima Olimpiade. Allora il prossimo festeggiamento tra altri 3 anni, per che cosa? Vediamo. Ci possono essere tante cose per cui festeggiare. Adesso, come in ogni cosa, prendiamo step by step. Breve pausa e poi il calcio con il Catania al Messina, dove continua lo sciopero degli spalti. Eccoci al calcio, domani per il Catania la trasferta in casa della Juventus Next Gen. È toccato oggi all'allenatore Mimmo Toscano presentare la sfida e il momento che si vive nello spogliatoio rossazzurro. Domani saranno a Biella 450 i tifosi rossazzurri. Sentiamo Francesco Triolo. Ma gli ultimi risultati hanno detto che è una squadra molto imprevedibile, da metterci la massima attenzione, perché sarà un test molto importante per noi per alzare il nostro livello e la nostra asticella. Mimmo Toscano non nasconde le insidie ma neanche le ambizioni. Alla vigilia della trasferta di Biella contro la Juventus Next Gen, l'allenatore rossazzurro invita tutti a non sottovalutare un avversario che fa della corsa, della gamba, uno dei suoi punti di forza, ma anche a mettere subito da parte il successo contro il Benevento. Il difficile non è il primo passo o la prima vittoria. Difficile è rimanere concentrati, non perdere di vista le motivazioni, non perdere di vista il tuo obiettivo, quindi questo è un passaggio fondamentale che i ragazzi l'hanno capito. Noi non dobbiamo essere figli di un risultato, ma figli di un processo di miglioramento costante e continuo a 360 gradi. Deve essere un lavoro a più livelli come calciatore, come persona, come gruppo, e crescere continuamente. Ceduto in prestito il giovane portiere Lauk Zemis all'Ancona, per la gara in Piemonte Toscano non potrà contare sul recupero di nessuno degli indisponibili. Contro la Juve potrebbero essere in campo gli stessi interpreti visti con il Benevento, magari con più minuti per Stoppa ed Inglese, ma la parola chiave della partita rimane la stessa. La parola chiave della partita è stare sempre sul pezzo. A Messina prosegue la contestazione della tifoseria, spalti deserti, domani sarà il contro il Taranto. Il Trapani deve ancora invece sciogliere il nodo allenatore. Franco Cammarasana. Si parla di calcio, ma non solo a Messina e Trapani. In riva allo stretto, tifoseria ancora in netta contestazione nei confronti dell'attuale dirigenza. Anche per domani sera i tifosi giallorossi diserteranno lo stadio, mentre per quanto riguarda la squadra, Giacomo Modica è alle prese con la formazione da opporre al Taranto. Salvo a sinistra Petrucci in mezzo e Lucioni in avanti le possibili novità. Dopo l'esonero di Torresi, ancora da scegliere il tecnico che siederà sulla panchina del Trapani, momentaneamente affidata a Salvatore Aronica, che domani sera guiderà la squadra in quel di Crotone. Il presidente Antonini ha già preso contatti con Fabio Liverani e Cristian Brocchi, ma deciderà solo lunedì a chi affidare la squadra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.